Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo delle celebrazioni per il centenario della coscienza di Zeno. In questa prima parte parleremo di un evento che verrà proposto domenica mattina con inizio alle ore 11 al Teatro Miele. Lo facciamo assieme alla dottoressa Francesca Borza di Mare Vivo Friuli Venezia Giulia, che è l'ideatrice e la regista del progetto, che è qui con noi, e poi con il professor Angelo Camerlenghi, che è ricercatore di OGS, che è collegato e che saluto. Buongiorno professore, grazie per essere nuovamente in nostra compagnia. Io chiedo scusa alla dottoressa Borza, però devo fare i complimenti, cioè non spetterebbe neanche a me, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, però oggi l'OGS ha ricevuto il sigillo trecentesco da parte del Comune di Trieste, quindi insomma penso che sia una giornata molto particolare sia per voi dell'OGS, professore, ma fondamentalmente anche per la città, nel momento in cui appunto riconosce un'eccellenza quale OGS è. Certo, no, è un orgoglio. Noi siamo un ente internazionale, lavoriamo sul mondo, si dice che il mondo è il nostro laboratorio, ma il territorio dove abbiamo la maggior parte dei nostri ricercatori è questo, Trieste Udine. Siamo contentissimi di questo riconoscimento. Fra l'altro, devo dire la verità, adesso il professor Camerlenghi, in seguito a tutta una serie di interviste che noi abbiamo fatto qui, ha anche insomma acceso in me una certa coscienza, diciamo, ambientale e naturalista che non credevo di avere. Adesso non voglio dire che sia diventato un talebano, ma per certe cose poco ci manca, per cui dal mio punto di vista la ringrazio. Allora, intanto dottoressa Borza, che cos'è Mare Vivo Friuli Venezia Giulia? Mare Vivo è un'associazione ambientalista che non nasce in realtà in Friuli Venezia Giulia, perché nasce a Roma, ha una strutturazione simile a quella del FAI, dunque la sede principale è Roma e poi ci sono delegazioni regionali sparse su tutto il territorio nazionale. Ci tengo a precisare che le delegazioni regionali si adattano anche alle esigenze del territorio, non siamo tutti uguali e non perseguiamo tutte gli stessi scopi, diciamo. Ad esempio noi come delegazione Friuli Venezia Giulia siamo molto connessi con il mondo scientifico e con il mondo della ricerca. Dunque se magari si considerano delegazioni come quella della Sardegna o quella della Sicilia, che sono molto più impegnate sul campo, diciamo, dunque con pulizie ambientali, con preservazioni delle aree marine protette, noi ci diciamo associamo più facilmente al mondo scientifico, tramite appunto la divulgazione, la ricerca del coinvolgimento dei cittadini in primis, che riteniamo sia fondamentale, e con attività che insomma si discostano un pochino da quella che è la concezione, diciamo, generale dell'associazione ambientalista, che non fa solo pulizia delle spiagge, ecco, lo diciamo. Professor Camerlenghi, quanto è importante anche per realtà poi come OGS collaborare con realtà come Mare Vivo FVG? Cioè immagino che sia curiosa come cosa, soprattutto anche, come dire, testimonia di un matrimonio riuscito, però credo sia importante anche per voi, no? Poter contare su di loro e viceversa, logicamente. Sì, è fondamentale. Cioè, è chiaro che noi siamo ricercatori, produciamo scienza, ci interfacciamo moltissimo con i nostri colleghi ricercatori in tutto il mondo, ma poi di fatto c'è una società fuori che deve conoscere le nostre scoperte. Noi dobbiamo sapere che cosa importa alla gente, e sul tema ambientale, difesa della natura in genere, dell'ambiente, in questo caso del mare, noi non possiamo ignorare quello che la gente tramite le associazioni, il volontariato, in questo caso Mare Vivo, vuole, e quindi collaboriamo molto volentieri, in modo proficuo,
I punti di vista sono quasi sempre gli stessi, dico quasi perché si sa che la ricerca segue delle leggi, tende ad essere razionale, logica. La società civile non sempre, la società vuole magari una componente emotiva, di passione, di slancio appunto emotivo rispetto alla tutela dell'ambiente, però non ci sono assolutamente problemi, anzi questa iniziativa di cui parleremo più tardi credo che lo dimostri. Allora, entriamo nel vivo. Che cos'è Uno sconosciuto di nome Mare? Allora, Uno sconosciuto di nome Mare è di fatto uno spettacolo di 1 ora e un quarto, che è stato ideato... Ottima durata, tra l'altro. Esatto, è stato scelto appositamente questo lasso di tempo per evitare, insomma, anche di annoiare, perché noi vogliamo arrivare a persone, a cittadini, a giovani anche, che non sono abituati a frequentare gli ambienti scientifici, quindi vogliamo regalare delle pillole scientifiche e il più possibile cercare di non appesantire, ecco. Lo spettacolo Uno sconosciuto di nome Mare nasce all'interno di un più vasto progetto che si chiama Tra Mare e Letteratura, che è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei bandi di divulgazione scientifica e culturale. È nato dall'unione di menti e di mondi diversi, perché appunto abbiamo i ricercatori dell'OGS che ci hanno aiutato ovviamente nella parte scientifica, abbiamo qua Angelo Camerlenghi, ma attivamente coinvolti anche appunto nello svolgimento dello spettacolo sono Stefano Parolai e poi abbiamo Diego Panzeri. Quindi abbiamo anche un pizzico di Università degli Studi di Trieste. Con Marco Castelli invece, che è un musicista e per la precisione un sassofonista, abbiamo costruito un percorso musicale che accompagna le spiegazioni scientifiche e le letture di cosa? Abbiamo selezionato alcuni dei romanzi sia più famosi degli ultimi tempi, cito Leoni di Sicilia di Stefano Auci, che è stato un best seller e una scoperta per tutti, penso, perché devo dire che confrontandomi con le persone, tantissimi hanno letto questo romanzo e sono rimasti incantati da cosa? Non solo ovviamente dalla storia e insomma dalle vicende dei personaggi, ma in particolare dalla descrizione che l'autrice fa di che cosa? Della Sicilia dell'Ottocento, delle saline, della costituzione della costa, di quelle che sono le particolarità di questo territorio. Tutto ricollegato poi agli argomenti scientifici che andiamo a trattare durante lo spettacolo. Dunque abbiamo unito tutto questo e il filo rosso, diciamo, il fil rouge è stato creato dallo scrittore Fabio De Nitto, che si è occupato di collegare i vari pezzi sia letterari che scientifici, perché altrimenti sarebbe stato molto complicato non avere appunto un collegamento, e infine aiutati da Roberto Eramo. Roberto Eramo è un attore per passione, non lo è di professione, e ha una capacità di coinvolgimento durante la lettura che io trovo straordinaria. Non avevo mai avuto a che fare con persone che hanno questo tipo di passione, quindi leggere e divulgare attraverso la recitazione. E quindi devo dire che insomma si è creato questo connubio tra tanti attori diversi, tra tanti mondi appunto diversi, e ha portato a un prodotto concentrato, molto, molto semplice, molto intuitivo anche per il pubblico, che però tocca punti veramente interessanti. Uno dei temi che andiamo ad affrontare ad esempio è il sale. Che cos'è il sale, come lo concepiamo noi cittadini e che cos'è per i ricercatori effettivamente. Oppure un altro dei temi che noi andiamo a toccare è la comunicazione. Non voglio anticipare nulla perché consiglio veramente di venire a vedere lo spettacolo, però sono argomenti molto interessanti che il più delle volte si dà magari anche per scontati.
Quindi... C'è anche Moby Dick tra i... Allora, era una delle opzioni iniziali che poi in realtà è stata sostituita, non dico da cosa, ma da un altro romanzo che è piaciuto molto. Insomma, abbiamo collegato un altro tema molto molto interessante. No, ma anche bene, come dire, è anche bene non percorrere, come si dice, strade ovvie. Esatto. Perché anche questo fa parte di... Sì, poi volevamo anche lanciare un messaggio positivo, no? L'idea di natura matrigna, in particolar modo in un periodo in cui purtroppo a livello naturale si sentono solo catastrofi, non ultima, forse sì, Moby Dick non è... Esatto, abbiamo voluto dare una chiave un po' più positiva, ecco. Resta uno dei libri più belli che siano mai stati. Meraviglioso. Io ogni tot anni lo riprendo in mano in edizioni differenti, quindi i miei amici librai sono particolarmente contenti di questo fatto. E invece, professore, il suo ruolo quale sarà? Io sono uno di 3 ricercatori che partecipano a questo spettacolo, assieme a Stefano Parolai, ex direttore del Centro di Ricerche Sismologiche di OGS, ora professore ordinario di sismologia all'Università di Trieste, e Diego Panzeri, che è un giovane ricercatore di OGS, si occupa di pesca. Credo sia venuto anche lui nostro ospite qualche volta. Ecco, lo conoscete, sì. Pesca però dal punto di vista della simulazione numerica in modo molto sofisticato. Sì, allora mi ricordo. Sì. Ecco. E noi sostanzialmente quello che offriamo è una miniserie di TED, no? I TED, immagino che tutti sappiano cosa sono delle brevi conferenze scientifiche di pochi minuti. Adesso sì. A volte con l'utilizzo di un'immagine e magari di un oggetto, in questo caso c'è un oggetto, però non è una proiezione di diapositive dove c'è lo scienziato che col puntatore, la bacchetta illustra le cose. Sono brevi conferenze con un linguaggio molto semplice, accessibile a tutti, e sono talmente brevi, di circa 5 minuti, che è impossibile che riescano a stancare il pubblico. Tra l'altro c'è da dire anche questo, no? È una domanda che rivolgo ad entrambi. È sempre più piacevole anche nel nostro paese ascoltare scienziati, ricercatori parlare del proprio lavoro, perché da parecchio tempo a questa parte, diciamo, gli scienziati italiani hanno imparato anche a comunicare in maniera molto, molto semplice, anche delle volte molto, molto particolare, in alcuni casi anche in maniera molto leggera, se vogliamo. In questo senso stiamo recuperando, mi pare di capire, anche con una certa velocità rispetto ad altri paesi dove questo tipo di comunicazione scientifica, ma anche di comunicazione letteraria per alcuni versi, funziona ormai da anni. Sto pensando soprattutto alla Gran Bretagna, anche gli Stati Uniti, eccetera. Significa, desumo, che nel momento in cui si è andata sempre più sviluppando questa tendenza nuova del mondo scientifico, si è anche creato sempre di più un pubblico più attento e per certi aspetti anche più competente. Facciamo il professore, che poi dopo... Sì, allora, chiedo scusa se mi vedete gesticolare, ma sono in un posto pubblico, ogni tanto arrivano delle persone, devo dire di allontanarsi. Non potevo trovare un posto più adatto. Sì, questa questa necessità che ha la scienza di parlare con la gente, non con gli scienziati, con la gente, è importantissima. Ci sono i paesi dove questo è fatto molto, da noi, come dice lei, si sta facendo. Ovviamente bisogna imparare a comunicare, cioè noi ricercatori in genere andiamo all'università dove non insegnano a comunicare se non con qualche breve corso cosiddetto di soft skill.
Si impara solo a fare lo scienziato, poi quando ci si trova davanti a un grande pubblico si possono anche commettere errori, si può essere impacciati, si può essere noiosi, si può avere difficoltà a trovare il vocabolario giusto. Quindi la ricerca in Italia sta cercando, e lo sta facendo in realtà, di recuperare il tempo perduto, facendo un mestiere a cui non si è abituati. Sì. E questo spettacolo è un esempio. Noi non siamo andati lì con un testo e abbiamo detto noi parliamo di quello che vogliamo parlare. Ci siamo confrontati con Francesca, l'ideatrice, con l'attore, con lo scrittore, ci hanno dato consigli, abbiamo modificato i testi e non leggiamo testi, noi parliamo a braccio, proprio perché vogliamo essere spontanei, se no potevamo anche recitare, registrare, far partire un nastro. Quindi certo, la spontaneità diventa importante. E per voi è ancora più stimolante, immagino, poter proprio contare su questo apporto molto diretto degli scienziati. Assolutamente sì, diciamo che, riprendo anche quello che ha detto il professor Camerlenghi, è una delle priorità non solo nostra, ma è una delle priorità addirittura europee, quella di arrivare ai cittadini, di trovare dei canali che uniscano scienza e cittadini e stimolare la curiosità dei cittadini. Non è una cosa semplice, ovviamente avere la possibilità di contare su relatori che sono disposti anche a modificare quella che è la canonica idea di divulgazione scientifica, che implica la lezione di 3 ore e nulla di più, aiuta senz'altro, questo sì. L'idea, tornando all'evento, di unire la scienza, la musica, la letteratura, ha voluto proprio sposarsi con sia le direttive della missione europea, della Commissione europea, sia con le necessità di oggi, quindi sì. Non gli ho chiesto se le musiche sono musiche originali. Sì, okay. sono prodotte da Marco Castelli, dal musicista, esatto, con sassofonista, che peraltro non solo suona durante l'evento, ma addirittura ha creato e composto dei suoni in accompagnamento con la strumentazione tecnologica in modo da seguire il lettore durante l'esposizione dei brani letterari. Quindi è interessante anche quello, ecco. Tra l'altro, non per parlare anche di altre cose, però in questi giorni alla Trieste Communication Center, quello della stazione, c'è una mostra che riguarda gli ambienti di Marea, e anche in quel caso c'è una bella colonna sonora che non è, come qualcuno potrebbe pensare, tipo Under the Sea della Sirenetta, che già io ero in agguato su questo, ma è una colonna sonora, più che una colonna sonora, una serie di sonorità che sono state create apposta per questo evento, che lo rende anche meno, come posso dire, meno banale di quanto sarebbe potuto essere con una colonna sonora, diciamo, già scritta ed immaginata. Già che ci siamo, io non le ho mai fatto questa domanda nelle altre volte che ci siamo visti, professore, ed è una domanda in generale, non tanto nello specifico della sua specialità. È palese, e sempre più tra l'altro, che molta letteratura e anche molto cinema diano anche molte serie televisive diano anche una mano alla scienza per la divulgazione di alcuni concetti. Io ripeterò fino allo stordimento, io conosco come si chiama, la genetica, insomma, queste cose qua, perché quando avevo 15 anni vidi un film nemmeno bellissimo, per dire la verità, che si intitola I ragazzi venuti dal Brasile, dove spiegavano appunto l'applicazione del DNA, eccetera. Lo stesso Jurassic Park, in 2 minuti con l'animazione ti spiega che cos'è, eccetera. Le percezioni subliminali, io so cosa sono, perché una volta un episodio del Tenente Colombo ruotava attorno alle percezioni subliminali, e quindi se
se incontri queste cose ad una certa età, quando sei particolarmente ricettivo, le introietti e poi te le tieni per il resto della vita. Esiste anche come dire, esiste anche il contrario, cioè ci sono dei film e degli esempi di fiction o di letteratura che in realtà creano una concezione distorta della scienza? Ripeto, è una questione molto generale, mi rendo conto che la domanda per avere una risposta potremmo stare assieme ore e ore e ore, però immagino che come il cinema e la fiction, diciamo così, agiscono in un certo modo, possono agire anche in modo diverso. Sì, è un argomento interessantissimo questo della grande comunicazione tramite il cinema, poi ci sono anche i romanzi ovviamente, e la scienza. Io quando ho lavorato in Spagna ho partecipato ad una serie di conferenze che spiegavano quello che c'è di vero scientificamente nei film più popolari, soprattutto quelli di Hollywood, che affrontano argomenti di questo tipo, eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami e così via. E devo dire che dall'analisi fatta su tanti film che si ispirano alla scienza, non di fantascienza, che si ispirano alla scienza, perché è diverso come... che è diverso, c'è sempre qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato, sempre, a meno che non si tratti di un documentario o un docufilm, perché i registi o gli scrittori, e noi in questo spettacolo parliamo di un libro dove l'autore ha fatto un lavoro meticoloso di intervista con ricercatori per essere il più fedele possibile alla scienza, però ha sbagliato perché ogni tanto per colpire il pubblico, per catturare l'attenzione serve esagerare un po', no? E allora un'onda di tsunami. Io quando ho commentato un altro film che era quello The Day After Tomorrow, credo in inglese, quello che viene l'era glaciale, era tutto fatto molto bene, ma per avere la suspense, per avere il brivido, hanno fatto arrivare un'era glaciale nel giro di pochi giorni che non esiste. Però il concetto dietro, la circolazione oceanica, atmosferica, le calotte glaciali, quello era vero. Cioè, poi dopo sono andato a vedere e il regista si era veramente informato, aveva dei consulenti. Quindi il cinema e la letteratura hanno degli autori molto bravi, partono dalla scienza, ma poi ovviamente sono artisti e quindi elaborano a proprio modo. Quindi non bisogna mai usare la letteratura e il cinema come fonte di documentazione scientifica, ma come fonte di ispirazione, quello sì, è fondamentale. Ascoltando un attore parlare, vedendo un bel film, leggendo un bel libro, si elaborano idee nuove e questo è un ruolo importante che ha l'arte rispetto alla scienza. Io mi ricordo, poi chiudo con le robe cinematografiche, mi ricordo invece che anni fa c'era un film che si chiama Terremoto, che già il titolo è tutto un programma, attraverso il quale Hollywood cercava di provare un nuovo metodo di proiezione, nel senso che quando nel film c'erano le scosse di terremoto c'era un meccanismo che faceva tremare le sedie, le poltroncine del cinema. Non ebbe alcun successo, anche perché proporre una cosa del genere proprio in California non è esattamente una delle idee migliori. È uno di quei filmoni con Charlton Heston, quindi... Però ricollegandosi al discorso appunto descrizione cinematografica piuttosto che letteraria e veridicità scientifica, anche questo è un tema che viene toccato durante lo spettacolo, perché in questo caso mi viene in mente l'argomento scientifico trattato da Stefano Parolai, che è lo tsunami, quindi ambito sismologico, e il libro dal quale viene tratta la descrizione dello tsunami è Il quinto giorno di Frank Schätzing.
Appunto, una delle prime cose che viene detta dal professor Parolai è proprio questa: non dobbiamo avere fede solo ed esclusivamente in quello che vediamo al cinema o in quello che immaginiamo dai racconti letterari, perché parlando di tsunami, ad esempio, la prima cosa che può venire in mente, la prima idea è quest'onda gigantesca che arriva e travolge tutto. No, non è così, però appunto è interessante anche capire come la mente elabora magari un concetto appunto come lo tsunami o il terremoto da film e letteratura, e come in realtà è poi scientificamente parlando. Ma poi credo che il segreto è appunto realizzare un'opera che sia letteraria o che sia cinematografica, grazie alla quale poi ci si interessi davvero ad una problematica e la si approfondisca attraverso veramente letture più rigorose, ecco, insomma. Tra l'altro non so se chiamarlo lo spettacolo, ma sì, a questo punto sì, lo chiamerei spettacolo. Lo spettacolo è già stato portato, cioè perché vedevamo delle immagini che penso si riferiscono ad un'altra messa in scena. Assolutamente sì. Penso dove? Il Circolo degli Ufficiali? Dov'è? Allora, no, in realtà lo spettacolo girerà su tutto il territorio regionale, perché appunto una delle prerogative di questo spettacolo è proprio raggiungere tutti, quindi trattandosi poi di uno spettacolo ideato all'interno di un progetto regionale, si è pensato di coinvolgere più municipalità, per cui in realtà in totale le repliche saranno ben 7. L'idea iniziale era quella di arrivare in particolar modo alle periferie, perché riteniamo che, considerando soprattutto Trieste, siano un po' sempre gli stessi i posti nei quali poi si ritrova la comunità scientifica nel momento della divulgazione. Mi viene in mente ad esempio Next piuttosto che la Notte dei ricercatori, bene o male, e invece noi volevamo arrivare proprio ai rioni, quindi alle persone che non sono ovviamente mosse da curiosità verso il mondo scientifico, ma perché non lo vedono magari quotidianamente. E da qui poi abbiamo deciso di coinvolgere anche altre realtà, tra cui il Polo Tecnologico dell'Alto Adriatico di Pordenone, che ci ha ospitato al primo appuntamento, la sede distaccata dell'Università degli Studi di Trieste a Gorizia, e saremo a Udine al Museo di Storia Naturale in via Sabadini. E poi gli altri appuntamenti saranno qua a Trieste. Diciamo che il battesimo triestino è proprio il Teatro Miela, quindi speriamo insomma in una partecipazione anche da parte dei cittadini che sono abituati a frequentarlo, consci anche del fatto che il Miela propone spettacoli e attività un po' innovative. Poi è totalmente gratuito, quindi insomma. E questo anche non guasta. Non guasta, esatto. Mi consente una battuta, probabilmente se... Vabbè, io la dico, tanto ormai mi sono imbarcato. Se è vero che Mare Vivo è declinato a seconda delle varie regioni, se lo facevate in Liguria facevano pagare l'ingresso. Questa è una battutaccia, chiedo scusa, però mi è venuta in mente già prima. Così. Allora io... Grazie per essere, ricordiamo l'appuntamento il 4 di giugno, quindi domenica prossima alle ore 11 al Teatro Miela, Uno sconosciuto di nome Mare. Io ringrazio e saluto il professor Angelo Camerlenghi dell'OGS e la dottoressa Francesca Borza di Mare Vivo Friuli Venezia Giulia per essere stati con noi. Buon lavoro ad entrambi e grazie ancora. Pubblicità, poi parliamo della coscienza di Zeno. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, abbiamo cambiato un po' la disposizione perché abbiamo 3 ospiti per parlare delle iniziative per il centenario della coscienza di Zeno. Siamo in compagnia della professoressa Elena Lozano Miralles dell'Università di Trieste. Grazie professoressa per essere venuta nei nostri studi. Poi c'è il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Paolo Valerio e Riccardo Cepac del Comune di Trieste, responsabile del Museo Sveviano. Museo Sveviano, certo. Perfetto. Allora, nei giorni scorsi è stata firmata un protocollo in comune che vede insieme, fra l'altro, appunto il comune, l'università, il Teatro Stabile, credo anche il Teatro Verdi, assolutamente sì, per tutta una serie di iniziative che appunto celebrano quello che è
probabilmente il romanzo dove c'è dentro, è brutto dirlo, ma veramente c'è tanto, no? Io grazie, per colpa di Cepac l'ho riletto e devo dire la verità che non occorre andare a cercarne altri, insomma l'abbiamo in casa, è un testo che contiene tutto ciò che c'era prima e tutto ciò che sarebbe venuto dopo, e quindi insomma è comprensibile che la città si mobiliti le proprie istituzioni culturali per questo anniversario. Partiamo, io direi, professoressa, dall'università. L'università ha in programma una serie di convegni, se non mi sbaglio, come iniziative più importanti. Sì, evidentemente abbiamo pensato a una parte importante dedicata alla ricerca, però era importante fare sistema con il Museo Sveviano e con la città di Trieste e quindi coinvolgere in questo progetto i 4 attori principali che sono portatori di istanze culturali dentro la nostra città. E quindi sono nati 2 convegni, uno proposto più dall'Università di Trieste e uno proposto più dal Museo Sveviano, ma nei quali partecipiamo entrambe le istituzioni. Diciamo il primo, che si terrà nel mese di ottobre, per il quale abbiamo ricevuto già contributi e presenze che arriveranno dal Giappone, dalla Turchia, dalla Spagna, dal Portogallo, sulla ricezione, sulla modernità di questo romanzo dopo 100 anni. Che cosa ci dice ancora la coscienza di Zeno dopo 100 anni e quali sono le riletture possibili. Quindi parleremo delle traduzioni nei diversi paesi e nelle diverse lingue, parleremo anche della ricezione scolastica, quindi parleremo di come i manuali scolastici interpretano la coscienza di questo Zeno. Non è un argomento da poco, per dire la verità. No, è un argomento molto importante perché coinvolge anche la formazione dei docenti che sono chiamati a far leggere i loro studenti nella quinta liceo, essendo la coscienza di Zeno argomento della maturità. Però è un romanzo che ha una ricchezza straordinaria e quindi per esempio vedremo anche le trasposizioni, anche teatrali, e quindi studieremo le trasposizioni e le letture che sono state fatte di questo romanzo. Quindi è un convegno internazionale aperto, diciamo non da specialisti, mentre invece il Museo Sveviano curerà un convegno dedicato più a una lettura filologica da specialista, da italianisti della coscienza di Zeno. E voi quando lo fate questo invece? Allora, il convegno si svolgerà in concomitanza con la data che per noi è un po' canonica, che è il 19 dicembre, cioè il compleanno di Svevo. Sarà un convegno, sì, in realtà non è un convegno filologico, sono in scena. Sono in scena gli svevisti, sono in scena i professionisti della critica sveviana, quelli che in qualche maniera in questi anni hanno lavorato a rileggere, ad approfondire, a raccontare soprattutto questo romanzo, che è un romanzo, come appunto dicevi tu, assolutamente straordinario, cioè un romanzo rivoluzionario che non finisce mai di raccontare cose nuove, che non finisce mai di proporre nuove interpretazioni, perché naturalmente è un romanzo che mette in gioco proprio lo statuto di verità, no? Della narrazione, no? E della narrazione di sé, che è un tema che non è ovviamente non può tramontare mai e quindi risulta sempre continuamente fresco, no? È interessante questo discorso della ricezione e della rilettura, sia da parte appunto degli specialisti, di quelli che come me insomma si sono trovati per casi così più o meno fortuiti, più o meno diciamo per i vari casi della vita sono trovati quasi a leggere la coscienza di Zeno, no, quasi di lavoro. Io leggo la coscienza di cosa fai di lavoro? Leggo la coscienza di Zeno ed è un bellissimo lavoro, nonostante qualcuno dei miei colleghi mi compianga un po' per la pretesa monotonia, ma non è monotono per niente, perché è un romanzo che continua continuamente a svelare qualcosa di sé e a svelare qualcosa del lettore. Questa è la grande avventura, no?
Quindi il convegno sarà dedicato a questi aspetti ed ha dei partner molto prestigiosi. Oltre all'Università di Trieste è coinvolta l'Università di Udine, l'Università di Bologna, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Oxford. Quindi insomma abbiamo dei partner molto autorevoli in cui ci sono naturalmente degli studiosi che hanno lavorato su questi temi a lungo in tutti questi anni, e quindi insomma siamo ansiosi di ascoltarli. Fra l'altro il convegno va in qualche maniera a collocarsi, va a costituire il terreno di tutti gli altri avvenimenti che prenderanno corso attorno al 19 dicembre, di cui il momento clou in qualche maniera è l'inaugurazione del Museo Letz, del nuovo Museo Letz, il Museo di Letteratura a Trieste, dove al cui interno ci sarà naturalmente il Museo Sveviano, la nuova sede del Museo Sveviano, così come sarà la nuova sede del Museo Joyce e anche una sede dedicata a Saba. E poi diciamo, lo spazio per tutti gli altri, no? Quello diciamo, è la parte in qualche maniera inedita, nuova, eccetera. Quindi insomma molte cose che si agglomerano intorno a questa data, e quindi insomma sarà una grande festa della letteratura. Laddove invece parte dell'impegno del Teatro Stabile parte proprio oggi, prende il via proprio quest'oggi, no? Questa iniziativa in cerca di Zeno per le vie di Trieste. Sì, questo è uno dei 5 progetti che noi stiamo appunto realizzando e abbiamo costruito per questo centenario. In cerca di Zeno è uno spettacolo itinerante curato appunto dall'Università, dai professori Laura Pelaschiar e Paolo Quazzolo, con gli attori del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, e parte appunto dal foyer del Teatro Verdi, quello è il primo appuntamento. Parte oggi alle 18 e per 10 giorni, sempre alle 18, percorrerà le vie della città, quindi Tergesteo, Piazza Borsa, sulle tracce di Zeno. Uno spettacolo molto accattivante, molto piacevole, perché si vedono luoghi anche inaspettati ed è bello vedere come poi si parte con un gruppo, circa 30 spettatori, poi altri si aggregano. Quindi è molto divertente. Gli attori chi sono? Ester Galazzi, Francesco Godina e Riccardo Maranzana. Più giovani attori universitari. All'università, perché una delle particolarità è che questo progetto è stato ideato dai professori Pelaschiari e Quazzolo, è nato da un progetto di ricerca proprio sullo studio degli spazi urbani, ma successivamente nella nostra laurea magistrale di lingue, letterature straniere e turismo culturale è nato un corso dedicato, e quindi i testi sono scritti dai professori, 2 per esempio in questo progetto in concreto, 2 sono curati dai professori, ma altri 4 testi sono curati dagli studenti. Quindi è proprio un'iniziativa di cui noi andiamo molto fieri, perché coinvolge la parte fondamentale anche della nostra università, che sono gli studenti, e la nostra capacità non solo di fare ricerca, ma anche di formare e immettere il virus del teatro anche nelle nuove generazioni. Ragazzi scrivono i testi e poi li recitano anche, questo è molto... Guai se avessi frequentato l'università adesso, allora io già 40 anni fa, quindi l'ho scampata bella, ho la scampata bella all'università fra l'altro. Però c'è un altro sì, progetto. Abbiamo molti altri. Allora, il secondo progetto che è già partito, il 1° maggio, il giorno della pubblicazione appunto della Coscienza, abbiamo realizzato per Rai Radio 3 una diretta con lo Svevo di Mauro Kovacic, che ha avuto poi già una bella tournée e proseguirà tutto l'anno prossimo. Poi il terzo appuntamento, forse il più importante per noi, debutterà il 3 di ottobre con una produzione dedicata alla coscienza di Zeno, con 10 attori nazionali che stanno già lavorando al progetto, e nei mesi di agosto e settembre lavoreremo alle prove di questo spettacolo. Debutta proprio a Trieste? Debutta a Trieste, poi avrà 2 settimane al Teatro Quirino di Roma e poi sarà in tournée tutto l'anno prossimo. E il quarto progetto è il più ardimentoso, è una maratona letteraria in cui noi, attori e i cittadini, leggeremo insieme per circa 20 ore lettura integrale della coscienza di Zeno, circa 20 ore, quindi una bella maratona di quelle forti, divertenti. Ci si può iscrivere? Certo,
stavolta vengo allora. Vieni, Sì. sarai con noi. Se fosse possibile lo sbaglio del funerale. Allora, Che è bisogna... quello- Scegli la pagina, puoi scegliere, va bene, faremo se anche questo. fosse possibile, Chi vuole scegliere anche la sua pagina. Qualunque Va bene, cosa. Tanto saremo alcune centinaia, quindi ti è concesso. Bisogna dire che questa maratona parteciperanno anche delle scuole, anche a livello nazionale, perché abbiamo avuto il patrocinio dell'Associazione degli Italianisti Italiani, quindi insomma è un progetto nazionale. Che ha una copertura nazionale, e al mattino faremo leggere scuole da tutta la geografia italiana a quelli che si vorranno iscrivere, quindi appunto, e questa la bellezza di questo protocollo che abbiamo firmato, di questo progetto, è che c'è una collaborazione continua, attiva Però e creativa, no? È anche vero che questa collaborazione per esempio tra università e teatro stabile del Friuli Venezia Giulia è una collaborazione che qui esplode, per dire, esplode nel senso migliore del termine, però c'è già, perché parecchi spettacoli del cartellone sono in qualche modo introdotti da docenti universitari, e poi insomma io non so quante volte ho intervistato la Pelaschiara anche su Joyce, tra l'altro. È un altro elemento di collaborazione molto di lunga data e fattiva, che adesso sta portando, fra l'altro, di qui a 15 giorni alla nuova edizione del Bloomsday. Ci siete anche voi? Certo, naturalmente. Ah, ok. Ci siamo anche noi. E anche voi? Anche noi ci allora è siamo. tutto no, ma insomma, sono quelle cose. Mi interessa, no, forse però manca una Manca un cosa, progetto, perché sì. Allora, questo è davvero molto particolare e molto interessante. Eugenio Montale, nel 1961, premio Nobel per la letteratura, viene a Trieste e al Circolo della Cultura e delle Arti, che aveva sede allora nel ridotto del Verdi, fa una lezione magistrale, una lezione su Svevo straordinaria. Noi, a cura di Cristina Benussi, riporteremo in auge questo momento storico, e quindi porteremo questa lezione di Montale, tenuta da Cristina Benussi, con delle pagine lette dagli attori del testo di Montale. Quindi questo è un altro appuntamento per noi molto importante, e verrà rappresentato questo momento di teatro e letteratura proprio nella sala del ridotto del Verdi. Quindi un'altra collaborazione, tra... Sì. Allora, mi ha incuriosito molto un passaggio che lei ha fatto prima, professoressa, questa di Svevo e delle scuole. Io appartengo ad una generazione dove purtroppo all'ultimo anno del liceo credo ci fossimo fermati a Pirandello, non credo siamo andati oltre Pirandello. Devo dire, faccio anche il nome perché la mia professoressa di lettere del liceo, la professoressa Caranfa, ci aveva fatto fermare per circa un mese su D'Annunzio, cosa quella volta piuttosto ardita, perché insomma in quel momento poco si parlava di D'Annunzio, e devo dire che furono delle lezioni per me indimenticabili, tant'è vero che riuscii anche a portare D'Annunzio alla maturità, e poi dopo insomma, questa insegnante era così brava che la storia della letteratura italiana con Guagnini io manco presi quella parte perché avevo tutto quanto ancora in mente, ma al di là di quello purtroppo nemmeno lei quella volta riuscì ad andare oltre Pirandello, perché quello era un problema. È cambiata la situazione, questo magari lo chiedo a tutti e tre dai vostri vari punti di vista. Sì, è cambiata. Per esempio in questo mese di maggio che si conclude oggi, settimana scorsa abbiamo organizzato con una scolaresca di Gorizia una presentazione di uno di questi commenti alla coscienza di Zeno, di Briosi, e l'abbiamo organizzato proprio al Museo Sveviano. È venuta questa scolaresca di Gorizia, una nostra docente, la professoressa Enza del Tedesco, ha presentato a una folla di studenti, era pieno, e questo commento, e hanno seguito con interesse, hanno fatto anche domande molto interessanti, quindi diciamo che stiamo mettendo a punto anche diversi progetti. Per esempio chiederemo alle scuole a livello nazionale, sempre con l'Associazione di Italianisti che ha una sezione dedicata alla scuola, e quindi c'è una grande collaborazione anche a livello nazionale, di produrre un meme
un meme e quindi faremo questo concorso che speriamo di riuscire a premiare sempre per il compleanno di Svevo il 19. E poi come università abbiamo vinto un bando regionale per la divulgazione della cultura umanistica e, a parte altre cose di cui magari parliamo adesso, c'è una sezione specifica dedicata proprio a una lettura della coscienza di Zeno nelle scuole, ma proprio impostato sulle dipendenze. Certo. E quindi partiamo dall'idea della sigaretta, non lasciare la sigaretta, è l'ultima sigaretta famosa, però vogliamo discutere con, aiutati anche proprio dall'associazione ALT, che è partner di progetto, di famiglie di tossicodipendenti, delle dipendenze varie, quindi la dipendenza da telefonino, e quindi attualizzare anche il romanzo, renderlo vivo su dei problemi concreti che gli studenti sperimentano, non solo il fumo ma tante altre dipendenze. Tu anche, Riccardo, riesci dal tuo punto di vista a comprendere se i giovani a scuola riescono ad arrivare a Svevo? Sì. Ma diciamo che a Svevo si arrivava, dai, diciamo adesso secondo me si arriva un po' più avanti. È interessante vedere come funzionano queste cose, no? C'è stato, probabilmente uno dei grimaldelli è stato forse anche l'istituzione delle giornate del ricordo della memoria, cioè la necessità quindi di parlare ovviamente in una sede storica degli avvenimenti più vicini, da quelli a cui non si arrivava, e quello che non si arrivasse in qualche maniera c'era una volontà di non arrivare, no? Di non parlare di argomenti scomodi. E adesso naturalmente attraverso questi strumenti ovviamente ci si arriva, e quindi in qualche maniera anche la letteratura, anche le altre arti, anche diciamo le altre discipline arrivano più vicine. E poi naturalmente ci sono i tentativi nostri, che sono quelli di comunicare con diciamo questo pubblico più giovane, quindi chiaramente di trovare linguaggi, no? Adesso si parlava appunto dell'ALT, cioè dell'associazione che si occupa delle dipendenze, che è coinvolta per esempio anche in Bloomsday, dove si parla naturalmente di queste tematiche legate al romanzo di Joyce. Per quanto riguarda invece il discorso di Svevo, un altro progetto che noi porteremo sicuramente avanti è diciamo, la messa in scena di questa PS, le voci della coscienza di Gioia Battista, che è andata già in scena all'ultimo Buon Compleanno Svevo, ed è un tentativo di riscrittura. È un tentativo interessante, nel senso che parte un po' appunto dagli studi, quindi dalle ricerche, da quello che si è detto, riuscendo a metterlo in una maniera drammaticamente efficace. Quindi siamo dentro la testa di Svevo, ci sono 3 istanze che in qualche maniera battibeccano, si scontrano, perché devono riuscire a trovare il modo per scrivere la coscienza di Zeno, soprattutto il finale. E queste 3 istanze sono naturalmente l'autore, il personaggio Zeno e l'antagonista, cioè il dottor S. Queste 3 istanze si scontrano anche per far vedere quali sono i meccanismi, no? In cui perché il romanzo è così vitale, così. E allo stesso modo cerchiamo anche un altro dei progetti che cureremo direttamente, sarà quello di una mappa digitale dei luoghi della coscienza, una mappa della Trieste della coscienza, che anche quello insomma è un linguaggio che in qualche maniera può essere insomma non necessariamente rivolto ai giovani, ma insomma quantomeno transgenerazionale, no? Può essere più ampio e più inclusivo. Voi invece adesso senza rivelare troppo, anche perché penso che tra qualche settimana comunque sapremo tutto, però è una riscrittura anche della coscienza di Zeno quella che vedremo, oppure utilizzate, che so, il testo di Kasich, che è quello che è forse più noto? Certo, partiamo dal testo di Kasich, ma è naturalmente una riscrittura. E l'aspetto anche multimediale è forte, preponderante, quindi lavoreremo proprio su una serie di lavori di immagine, perché lo spettacolo avrà questo aspetto molto forte e l'idea della narrazione attraverso le immagini è un percorso fondamentale. Siamo partiti anche da questo materiale straordinario che è questo film mai realizzato da Giorgio Strehler, quindi una sceneggiatura di Strehler dedicata alla coscienza di Zeno, e devo dire che alcune immagini di Strehler erano immagini molto visionarie. Lui raccontava questo film che avveniva in un vagone ferroviario. Lui raccontava la storia di Zeno mentre il treno scorreva.
partendo dall'idea della locomotiva, l'idea della locomotiva come metafora della vita, insomma. E quindi per noi questo aspetto, ad esempio, è uno degli aspetti preponderanti, per cui credo che davvero l'importante è trovare un modo per raccontare la letteratura in maniera molto vitale, molto contemporanea. Questo testo, poi essendo un testo con queste pagine anche apocalittiche, è naturalmente un testo di grande contemporaneità, ma al tempo stesso credo che le nuove generazioni abbiano sempre più attenzione e voglia di lavorare sulla letteratura contemporanea. Vediamo ad esempio il progetto che abbiamo fatto lo scorso anno su Pasolini Pound, che è stato molto apprezzato dalle scuole, e vediamo adesso il progetto che verrà realizzato l'anno prossimo su Calvino, quindi insomma in realtà già questo è un segno di grande apertura a un altro tipo di Novecento dal punto di vista letterario. Questo è buono. Tra l'altro adesso io il discorso sul cinema e cose del genere non l'ho aperto io, perché però io con Cepak ne parliamo ogni tanto. Io sono convinto che un film sulla coscienza di Zeno in realtà è stato fatto, perché io ogni tanto, quando ho un po' di tempo, cerco, però secondo me è impossibile che Woody Allen non abbia letto La coscienza di Zeno, e io trovo in alcuni film di Woody Allen, adesso dico una cosa che sembra, quelli che non fanno ridere, nel senso quelli più seri, più meditati, secondo me è impossibile che, e io ogni volta che leggo invece la parte conclusiva della coscienza di Zeno, ma quello probabilmente è non riesco a fare a meno di pensare alla fine del Dottor Stranamore, ma ripeto, quello probabilmente però ripeto, io su questa storia di Woody Allen e La coscienza di Zeno io non demordo, e ogni tanto cerco su internet qualcosa. Bisogna che gli facciamo un colpo di telefono, cioè bisogna uscire da questa cosa. Sì, perché sennò io sto male, ecco, insomma, per cui, però al di là di tutto è impossibile che non l'abbia letto, e sappiamo anche che ci sono anche delle possibilità concrete, ecco, insomma. Laddove invece posso testimoniare io di quanto, non che sia necessario per forza, però c'è sempre questa idea che i triestini non amino parecchio le cose che riguardano Trieste, no? Nel senso, invece, da quanto io ho fatto un piccolo sondaggio una volta, che andavo per città con le telecamere e con La coscienza di Zeno, io ho una versione in più della coscienza di Zeno che per far posto in libreria ho detto la regalo a chi non l'avesse letta, e trovavo tutta gente che l'aveva letta, anziani, giovani, gente di mezza età, eccetera. Quindi c'è un po', forse si può incominciare anche a sfatare questa idea di Trieste che si irrigidisce di fronte a ciò che è triestino. Non so se vuoi avere. Trieste è un po' ossessionata da quello che è triestino, no? Sì, nel bene e nel male. Nel bene e nel male, assolutamente. C'è un documento piuttosto divertente che è emerso recentemente nella biblioteca privata, poi dopo ne parleremo, cioè, più avanti, insomma, lo faremo anche vedere, perché chiaramente sarà coinvolto in alcune delle iniziative del Museo Sveviano, che è una copia del primo romanzo di Svevo, invece Una vita, che faceva parte che era una copia di una biblioteca circolante di San Giacomo. Quindi un reone popolare e un romanzo, e ci sono molti timbri di lettura ben prima naturalmente del successo di Svevo, quindi c'era un interesse semplicemente per un autore locale, per un romanzo di cui evidentemente qualcuno si parlava, e anche con alcune, a matita nell'ultima pagina c'è una segnatura di anonimo che dice molto bello, punto esclamativo. Quindi c'è diciamo una... Io di recente proprio li ho ripresi in mano tutti e tre, e devo dire la verità che ho rivalutato Una vita, che la prima volta che lo lessi mi sembrava molto distante, e invece nel mio è un po' sceso senilità. Non so, vabbè, poi dipende, ognuno ha i suoi momenti. Allora, siamo purtroppo già verso la conclusione. Io direi, ricordiamo allora lo spettacolo itinerante, diciamo così, fino a quando prosegue? Da oggi per 10 giorni. Per 10 giorni, perfetto. Laddove invece il primo convegno è verso ottobre? Sì, però partiranno prima delle iniziative legate a questo bando, insomma, questo progetto che facciamo insieme alla Regione,
che prevede un dialogo fra esperti di discipline che non c'entrano niente con la letteratura e un letterato, quindi metteremo insieme un chimico che ci parlerà della chimica nel romanzo, non so come muore come muore Guido, insomma tutta la cosa sul Veronal, il fatto che per esempio ci sia che lui che la famiglia Veneziani facesse queste vernici chimiche, e quindi anche lì per esempio che impatto hanno queste vernici nell'ambiente OGD, e quindi prendendo spunto da questi argomenti, oppure anche i medici, no? Parleremo con i medici proprio del concetto di malattia, no? Attuale e in rilievo, oppure parleremo con gli architetti, no? Che architettura c'è sia a Triestina, ma per esempio ci sono interessanti cose sull'architettura dei manicomi a Trieste e Gorizia, e quindi parleremo anche con i fisici, perché la deflagrazione finale ci dà lo spunto per parlare per esempio fisici, in questo caso storici e politologi insieme, su cosa è successo. Cioè questa profezia, sì, no? Sì. Arriverà un uomo che farà scoppiare tutto, e lui pensava alla prima guerra mondiale, però poi c'è stata la corsa agli armamenti e la bomba nucleare, quindi parleremo anche con i fisici di che cosa rappresentava per esempio la fisica in questo momento, e quest'idea anche sì, profetica, perché poi a rileggere quest'ultimo capitolo anche i Fridays for Future sono è forte in questo mondo malato. Questo mondo malato è un'idea anche molto interessante per i nostri giovani, per far riflettere anche i nostri giovani. Dobbiamo chiudere perché siamo già alla fine, allora 3 ottobre diciamo l'appuntamento invece è dicembre. 19 dicembre. Sì. E invece il Bloomsday è, mai non mi ricordo, il Bloomsday è il 16 giugno, quindi ci stiamo avvicinando. Okay. Siamo là verremo a far visita come l'altro anno. Grazie davvero per essere stati con noi. Chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta, che torna domani come sempre alle ore 18. Buona serata a tutti e arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.